Il mercato sta andando abbastanza bene, è andato bene nel 2018 seguendo l'andamento positivo già del 2017 e le prospettive anche per quest'anno sono positive. Va però preso sempre tutto con molta attenzione e cautela, visto che le politiche economiche del nostro Paese non ci danno grandi speranze. In estrema sintesi, il presidente dei costruttori veneti avvisa che miglioramenti ci sono, ma bisogna fare di più. Bene dalla regione il piano casa che ha dato nuovo slancio all'edilizia. Da inizio crisi però sono oltre 13.000 le aziende che hanno chiuso nella nostra regione. Ora deve intervenire lo Stato con lo sblocca cantieri. Va detto che lo sblocca cantieri è un passo avanti, ma è incompiuto nel momento in cui non si è messo mano a quello che è la responsabilità erariale e la colpa grave per gli amministratori pubblici. Mi spiego meglio. Fintanto che resta una responsabilità enorme agli amministratori pubblici su ogni azione che fanno e il sospetto che ci sia sempre qualcosa di male dietro, questo è il vero motivo per cui non si sbloccano i cantieri. Buone notizie dalle ristrutturazioni legate alle agevolazioni fiscali, che però rischiano di essere cancellate in vista di una nuova fiscalità con l'introduzione della flat tax. Questo è sicuramente una delle cose più dannose che il governo potrebbe fare. Il settore delle costruzioni ha tenuto in questo periodo solamente ed esclusivamente per i vantaggi del bonus fiscale e inoltre appunto questo togliere il bonus fiscale e eventualmente innalzare anche l'IVA darebbe la botta finale al settore delle costruzioni che, ripeto, vede dei numeri positivi, ma dopo 10 anni di crisi